Signore e signori, è accaduto quello che sognavamo da tempo. Si sono sfidati in torneo Gukesh, il vincitore del torneo dei candidati. Ricordiamoci essere il primo giocatore numero 1 in India ed è anche il numero 6 al mondo ed è anche un ragazzo annata 2006. Dall'altro lato abbiamo il campione del mondo, il vero numero 1 al mondo, Magnus Carlsen. Si sono sfidati in una partita rapid e vedremo com'è andata. Sei pronto? Ci aspettano grandi cose. E 4 e 5, gioco solido per Carlsen che sta giocando contro un ragazzo veramente dotato. Cavallo F3, cavallo C6, non è la prima volta che si sfidano. Alfiere C4, andiamo nel pieno della partita italiana, e qui cavallo F6. Cavallo F6 sappiamo che permette il famoso attacco fegatello, anche se sappiamo che ci sono poi dei modi per giocarci contro. E infatti arriva il fegatello ad altissimi livelli, ragazzi, ad altissimi livelli, cavallo G5. E ora l'unica risposta corretta è pedone in D5 per chiudere questa diagonale. La partita prosegue con E per D5 e adesso la teoria suggerisce ovviamente cavallo A5, non cavallo per D5, poiché si va incontro ad una serie di cose devastanti. Dopo, per esempio, cavallo per F7, donna per F3, ci sono attacchi, il re poi è costretto ad andare in E6, ma questo è ampiamente dimostrato che è favorevole al bianco, motivo per cui qui la mossa migliore per Carlsen è cavallo A5, ma Carlsen sa di star giocando una partita rapid, sa che l'effetto sorpresa è importante e di conseguenza qui gioca una mossa che è stata giocata pochissimo secondo la teoria. Solo il 7% delle partite tra giocatori di categoria magistrale è andata in questo modo, e gioca pedoni in B5, una sorta di gambetto Evans a colori invertiti, devastante. E qui devi sapere come si continua. La risposta migliore qui per il bianco, ed è quella che è stata giocata in partita, è alfiere in F1. Perché non era tanto interessante catturare con l'alfiere? Nonostante sembra la mossa più logica, perché comunque poi c'è un cavallo inchiodato. Perché Carlsen avrebbe avuto a sua disposizione donna D5 con attacco doppio su l'alfiere e il pedone. Unica probabilmente è una ritirata per evitare tutto ciò. E adesso, per esempio, dopo alfiere C5, qui il compenso per il nero è devastante, che c'ha veramente uno sviluppo incredibile ed è veramente molto ma molto minaccioso. Quindi questa variante ovviamente sarebbe stata buona al nero, motivo per cui in partita Gukesh gioca alfiere F1, una mossa che devi conoscere. Ok, e a questo punto adesso Carlsen decide di giocare cavallo per D5. Ovviamente donna per D5 adesso non ha più senso. È vero che la donna è attiva, tutto quello che vuoi, ma qui ci serve cavallo C3 con guadagno di tempo sulla donna, motivo per cui cavallo per D5. E adesso si può giocare veramente alfiere per B5, attacco sul cavallo con inchiodatura, alfiere B7 e adesso D4 per Gukesh, E per D4 e arrocco. La partita ora è molto disequilibrata, è sbilanciata. Il nero deve ancora arroccare, il bianco ha già arroccato, possibilità di torre, possibilità di attacchi. Questa inchiodatura è fastidiosa. Questo pedone possiamo già considerarlo perso, perché comunque qui c'è un'inchiodatura, quindi diciamo che il bianco potrebbe andare in vantaggio di questo pedone, potrebbe essere fondamentale all'interno di un finale. Arriva l'alfiere 7 sia per permettere l'arrocco che appunto prepararsi ad eventuali scacchi. E ora da qui il motore di chess.com, che noi sappiamo che è Stockfish 16, che noi sappiamo comunque non essere il motore più forte al mondo, più performante, soprattutto questi motori online non sono così precisi, comunque danno ora un vantaggio di +1 per il bianco. Ora qui bisogna conoscere la linea teorica che avrebbe continuato a mantenere il vantaggio, che è donna H5,
e ovviamente in caso di arrocco arriva il matto, ma qui Gukesh probabilmente non si ricorda più la teoria a questo punto perché è una linea, diciamocelo, un po' sconosciuta, ma chi la conosceva prima d'ora, e arriva cavallo F3. Questa mossa, considerata appunto come errore da chess.com, riporta la partita in piena parità. In effetti questa ritirata di cavallo non suona bene e vediamo che conseguenze avrà. Intanto permette al nero un arrocco tranquillissimo e dopo alfiere per C6, alfiere per C6, cavallo per D4 con attacco sul cavallo e sull'alfiere. L'alfiere si ritira e adesso arriva cavallo in D2. L'idea ovviamente è quello di portare in gioco più pezzi possibili, portare il cavallo in C3 ovviamente non sarebbe una grande idea poiché dopo la cattura qui c'è la possibilità per Carlsen di giocare magari in questo modo e si minaccia magari pedone C5. Credo che il nero qui avrebbe un buon gioco, mentre la mossa invece giocata in partita cavallo D2 ha l'idea di probabilmente di supportare questo cavallo centrale portando il cavallo o da B3 o su F3 con possibilità di entrare in gioco. Qual è il neo di questa mossa? È che il cavallo D4 è lì in centro scacchiera totalmente in difesa e preda ovviamente degli attacchi a raggi X da parte della regina. Qui il motore vede delle sottigliezze molto belle che sono in partita viene giocata a torre 8, ma la sottigliezza molto bella è cavallo F4. Cosa ci fa quel cavallo lì in qualche modo, se vogliamo, vulnerabile? L'idea è che su cavallo in 2 va in F3, il motore vede il sacrificio di cavallo in G2, giocando sia sull'inchiodatura, giocando sul fatto che si può mettere ulteriore pressione, giocando sul fatto che il nero ha comunque i due alfieri che attaccano, ma non solo. Per esempio, qui c'è alfiere C5 anche, che è interessante probabilmente, giocando sempre sull'inchiodatura, ma anche la terza scelta del motore o la seconda, che è donna C8 o donna D7, non mi sembra affatto male. Esempio, proviamo a fare una serie di mosse, non so, pedone, anzi no, qui bisogna giocare H3 per non far entrare la donna, torre in A va in D8 e ora ci sono anche minacce di questo tipo. Come potrebbe continuare qui? Pedone C3, supponiamo. Ah, ok, qui arriva C5 subito. Si vince in molteplici modi la partita. Quindi questo sacrificio, questo cavallo F4 con l'idea di sacrificare su G2 è sfuggito a Carlsen. Ricordiamo che è una partita rapida, quindi non hanno troppo tempo per pensarci. Era veramente una mossa molto raffinata. Sfugge purtroppo all'occhio del numero 1 al mondo, quindi arriva a torre 8, C3 per consolidare la posizione e giocare tranquillamente cavallo F3. Questa perdita di tempo, se così vogliamo, offre ancora un'altra volta la possibilità a Carlsen di giocare F4, ma per la seconda volta si rifiuta di giocare questa mossa e gioca in modo più tranquillo, standard, C5, scacciando il cavallo. Il cavallo va in F5, secondo il motore la posizione migliore, questo cavallo sarebbe stata in E2 e valla a vedere. Cavallo F5 un po' più normale, attaccando l'alfiere che si ritira naturalmente in F8 e proteggendo l'arrocco. Arriva ora cavallo F3 e adesso mossa di sviluppo per Carlsen che è donna in F6. Questa è un'ottima mossa, tempo sul cavallo e permette ovviamente anche all'ultima torre di entrare in gioco, quindi il vantaggio di sviluppo del nero è interessante nonostante il bianco abbia un pedone in più, quindi in questo caso si dice che il nero ha ampio compenso. Vediamo come riuscirà Gukesh a uscire da questa morsa, cavallo G3, tutte mosse un pochettino difensive e qui secondo il motore ci sono una serie di mosse che vanno bene, cavallo B6 per togliersi probabilmente da questi attacchi e dare il pieno potere all'alfiere. Qui Carlsen gioca H6, una mossa che crea una via di fuga, che è tra l'altro anche la seconda scelta del motore, ma preferiva di più cavallo B6. Donna C2 per togliersi dagli attacchi e iniziare a sviluppare eventualmente anche al centro le proprie torri. Torre in A va in D8, torre va in D1 e adesso arriva cavallo B6.
Adesso c'è possibilità di semplificare il gioco. Attenzione che Gukesh ha un pedone in più, quindi se andiamo a semplificare troppo la posizione, Carlsen potrebbe trovarsi in un finale con dei problemi. Arriva infatti torre per D8, torre per D8 e ora, ragazzi, che cosa si gioca? Qual è la mossa più normale da giocare? Attenzione che qui c'è questa. Questa non è bella, bisogna fermarla. Come si può fermare? Si può fermare con un cavallo in E4. Cavallo in E4 si perde sul colpo perché c'è donna F5, mi consiglia qui il motore. Ok, la mossa corretta, che è quella che viene giocata in partita, che ci vuole fegato a farla, è cavallo in E1. Ritirata totale di cavallo. Attenzione, ricordiamo che Gukesh ha problemi ancora di sviluppo e arriva allora torre in E8 per Carlsen, alfiere 3, cercando di completare lo sviluppo il prima possibile, cavallo in C4 e ora cavallo in F1 ancora. Gukesh trova la prima mossa suggerita dal motore e sono comunque mosse abbastanza difensive. Qui è Carlsen che ha l'iniziativa, ha il pedone in meno ma sta portando avanti l'iniziativa. Arriva cavallo per alfiere, cavallo per cavallo e ora pedone in C4 che comprime un pochettino tutta la posizione del bianco. Il pedone C4 però potrebbe essere catturato dal cavallo. Si può catturare questo cavallo. Gukesh non se la sente in partita e gioca donna in A4, gli sembra molto più solida. Vediamo se si può catturare questo pedone, è molto rischiosa poiché c'è subito donna G5 con attacchi di matto. Un modo sensato per parare e ritornare indietro con questo cavallo sospeso. Ovviamente il sacrificio di torre per togliere il difensore da G2 non funziona poiché dopo la cattura la donna controlla qui, però tuttavia c'è un'altra continuazione interessante che è alfiere in C5, con l'idea di togliere questo cavallo e ovviamente prendersi poi possibilità di ricatturare su E3 con la torre, con la donna, quindi sarebbe stata molto molto insidiosa questa variante. Diciamo che in partita appunto arriva donna in A4 e qui, signore e signori, Carlsen trova una mossa da 10 e lode. Riesci a trovarla? Se vuoi metti in pausa il video e cerca di capire come il nero può giocare in questa situazione. Ora, è vero, c'è una torre sotto, sicuramente bisogna andare un pochettino ai ripari e qui bisogna mantenere l'iniziativa perché, ripeto, se Gukesh riesce ad andare in un finale potrebbe essere molto divertente la posizione. Arriva il sacrificio di qualità. 2 punti esclamativi. F per, qui bisogna per forza accettare, e alfiere C5. Da notare come questo sacrificio ha permesso al nero di avere tutti i pezzi totalmente attivi contro il re. Ora viene giocata cavallo per F3, cercando di dare una mano al re. In teoria, secondo il motore, donna in E8 sarebbe stata meglio perché oltre allo scacco avrebbe tenuto questo pedone. Donna per C4 ovviamente non avrebbe funzionato perché dopo scacco il re deve togliersi da qualche parte, arriva alfiere A6 addirittura e se la donna riesce ad arrivare qui ci sono serissimi problemi per il bianco. Viene giocata cavallo F3 in partita, quindi Gukesh è sotto pressione e sotto pressione con poco tempo, qui inizia a avere 7 minuti sull'orologio, le cappellate sono dietro l'angolo. Alfiere per 3, scacco, re in F1. Ok. Ora, come può Carlsen portare avanti qui il discorso? Non è facile, c'è tanta attività, questi alfieri sono molto minacciosi, belli queste diagonali che ho disegnato. Come può? Arriva alfiere C6, tempo sulla donna. La donna si ritira e va in direzione del re per andare in difesa e arriva alfiere 4. L'idea è molto semplice, quella di giocare alfiere D3 e costruire veramente una rete di matto. Arriva donna in D7 e qui bisogna giocare alfiere D3. Su alfiere D3, che non è la mossa che viene giocata in partita, re in E1, qui
ci sono seri problemi. Il motore suggerisce la manovra donna B6, in partita non va così. Carlsen si lascia intimorire da questa donna e gioca una preventiva re H7 che gli fa perdere momentaneamente il vantaggio accumulato. Re in E2, adesso questa non si può giocare perché il re minaccia l'alfiere, quindi prima si toglie l'alfiere, alfiere B6 e arriva torre in E1 cercando di dare una mano alla difesa. Qui sta tutto come il bianco riesce a difendersi, arriva donna G6 con attacchi importanti, re di 1 andando anche a sacrificare il materiale e infatti è questo che succede, quindi qui Gukesh sta veramente mostrando tutto il suo talento, perché a scacchi, e l'avrei capito, è molto più difficile difendersi bene che attaccare bene. Alfiere per donna per G2, ora c'è l'imbarazzo della scelta, ci sono tanti punti deboli e arriva, attenzione, torre per E4. Ma dopo torre per E4 donna per F3, doppio, ma ci si salva con torre in E2. Alfiere in E3, anche qui attenzione che sugli scacchi il re non può allontanarsi altrimenti perderebbe la torre e quindi dopo B3, che è una mossa qualsiasi, arriva la possibilità di Carlsen di effettuare il perpetuo, dato che si trova con la qualità in meno. Donna F1, come dicevamo, il re non può scappare né tantomeno allontanarsi perché altrimenti perderebbe la torre, quindi torre 1 e dunque si va ad una triplice ripetizione di mosse con patta forzata. È stata una partita senza esclusione di colpi, hanno giocato veramente i giocatori per dimostrare al mondo chi è davvero il numero 1 a scacchi. Abbiamo visto Carlsen che addirittura sacrifica la qualità, gioca in maniera aggressiva fin da subito dall'apertura, andando fuori dalla serie principale, ma Gukesh ha dimostrato di essere un ottimo giocatore. Ricordiamo, è molto giovane e sicuramente dimostrerà ancora tanto al mondo scacchistico professionista e non poteva finire in altro modo secondo me questa partita. Parità per due grandi campioni che hanno dimostrato e continueranno a dimostrare la loro grande professionalità e forza. Ci vediamo presto, sempre qui su Matto Scacco. Ciao!